sono Mauro Zuccali, sono il gestore della Capannina. Dal 1965 è nata l'azienda, in questo momento è la terza generazione che lavora. Ci troviamo a 1790 metri sul Monte Baldo. Noi facciamo della buona ristorazione, tutti i piatti regionali tipici, dai canederi alla polenta ai funghi, e abbiamo delle rivisitazioni proprio dei piatti storici del Baldo, della Lessinia, del Veneto in particolare. La Capannina è un target europeo e direi extraeuropeo. Qui abbiamo un centro scuola di parapendio noto in tutta Europa. Non a caso oggi ci sono 3 scuole che stanno facendo il battesimo dell'aria per i nuovi piloti. Oltre al fatto che anche il mountain bike è presente in modo determinante. La nostra utenza dipende per direi un 90% dall'impianto della funivia, nata nel 2002, impianto direi futuristico e con una buonissima portata. Non a caso noi abbiamo quasi 400 posti a sedere e riusciamo a soddisfare clientela di ogni età e di ogni nazionalità. Noi lavoriamo prettamente di giorno perché l'ultima corsa della funivia è alle 6:45 e dopodiché ci riposiamo. L'anno scorso sono stato informato dai miei tecnici e dal mio commercialista che c'era questa opportunità di poter accedere ai fondi GAL, e grazie alla nostra società che prevede la presenza di 3 soci femminili, la capostipite, la nonna, mia moglie e la figlia. Grazie a questo e al fatto che noi siamo a 1700 metri siamo riusciti ad accedere facilmente a questi fondi e ci hanno permesso di fare un depuratore per le acque reflue, cosa importantissima che oggi il green domina, e in più una piccola ristrutturazione del nostro giardino è stato un aiuto importante. I fondi GAL sono importantissimi per un'azienda, per il rinnovo della propria azienda, per essere sempre pronti, precisi e puntuali nel ricevere la clientela che è sempre più esigente. Venite tutti sul Baldo, alla Capannina!